Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. Ciclone Harry, il Consiglio dei Ministri blocca la legge dell'Assemblea regionale siciliana che stanziava quasi 41 milioni di euro per gli interventi urgenti necessari a fronteggiare i danni causati dal maltempo. Caro carburante, la Sicilia è tra le regioni con i prezzi più alti. Il presidente di Federconsumatori denuncia la speculazione per la guerra in Medio Oriente. A Gela, blitz della polizia nell'appartamento abbandonato diventato una fumeria di crack frequentata da tossicodipendenti e pusher. I bambini allontanati dalla comunità Gibilman, ha interrogato il Santone che si professa il maestro spirituale del gruppo. Per gli investigatori manipolava i suoi seguaci. Oggi a Messina la manifestazione dei favorevoli al ponte sullo Stretto. Al nostro TG Pietro Ciucci, l'amministratore delegato e la società incaricata dalla costruzione dell'infrastruttura. Sull'opera troppi preconcetti. Al cinema il film Cena di classe con i due attori siciliani Annandrea Vitrano e Roberto Lipari, che firma anche la sceneggiatura. Calcio, Serie C, trasferta a Latina per il Catania che deve difendere il secondo posto da Salernitana e Cosenza. La partita in diretta ed in chiaro su Telecolor con collegamenti a partire dalle 13:30. Bentrovati, dunque l'avete sentito dai titoli, il Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge approvata a fine gennaio dall'ARS che stanziava quasi 41 milioni di euro per gli interventi urgenti necessari a fronteggiare i danni causati dal ciclone Harry, risorse che si sommavano ai 50 milioni stanziati direttamente alla Giunta regionale nelle ore successive al ciclone. Un gran pasticcio in salsa siciliana che adesso dovrà essere decifrato quando manca ormai davvero poco all'avvio della stagione estiva. Resta da chiarire se l'impugnativa riguardi l'intera legge o solo singoli articoli, mentre cresce l'incertezza sul destino dei contributi, a rischio anche i fondi già erogati alle imprese, con milioni di euro distribuiti e centinaia di richieste già presentate. E parliamo di carburanti, prezzo alle stelle dei carburanti in Sicilia, la nostra regione è tra le più care in Italia. Le lamentele non sono solo da parte dei cittadini ma anche dei presidenti del Federconsumatori che denuncia la speculazione sulla pelle dei siciliani dovuta alla guerra in Medio Oriente. Marco Gullà. Quanto siete arrabbiati da cittadini? Quanto da 1 a 10? 10. Nuovi rincari per i carburanti in tutta Italia, ma è la Sicilia a collocarsi stabilmente tra le regioni, con i prezzi più elevati, soprattutto per il gasolio. Nell'isola il gasolio, in modalità self-service, ha raggiunto una media di 2,057 euro al litro, posizionandosi tra i valori più alti a livello nazionale. Ancora più alto se si va sul servito. Cosa sta facendo di benzina? 10 euro. 10 euro, non di più perché il prezzo... Perché non conviene fare sempre benzina, perché cambia sempre prezzo. 50 euro, insomma, un mutuo. Di oro, 50 euro di oro. Cosa ne pensa lei di questo aumento dei prezzi? Siamo consumati. Non si può fare sale, scende, anche se il petrolio uscirebbe dal rubinetto, noi la paghiamo sempre stesso, stia tranquillo. Situazione simile anche per la benzina. La Sicilia registra un prezzo medio di 1,76 euro al litro, collocandosi tra le regioni più costose, insieme a Basilicata e Calabria. I prezzi sono esageratamente alti, però si deve lavorare, giustamente la devono fare a malincuore, la devono fare. Cosa dicono ad esempio quando poi scoprono il prezzo in teoria? Si vorrebbero fermare con le macchine, che non andrebbero più a lavorare, ci dobbiamo fermare tutti. Molto probabilmente lungo la filiera che porta dalla raffineria al serbatoio dell'auto qualcuno sta speculando, approfittando della crisi geopolitica internazionale. E sul caro carburanti c'è anche chi fa ironia sui social. Sin plomo, por favor. De acuerdo, caballero. Y para la dama, diésel. No, diésel plus, que hoy es un día especial. Sería 500 euros la cuenta. ¿Qué? ¡Una bolla! Si avvicinano le vacanze di Pasqua e torna il Sicilia Express. Da questa mattina alle 11:30 saranno messi in vendita i biglietti per il treno speciale di Pasqua che partirà da Torino il 2 aprile per arrivare in Sicilia nelle stazioni di Palermo e Siracusa. Nei giorni scorsi la Giunta Schifani ha autorizzato il finanziamento del servizio con circa 153.000 euro di fondi del bilancio della Regione. Il costo del biglietto parte da 30 euro. Adesso a Gela, dove è stata sgomberata la casa diventata centro di ritrovo di assuntori di droga, in special modo di crack. Controlli anche in tutto il quartiere. Vediamo con Geri Italia.
A 24 ore dalla nostra segnalazione della crack house di via Martorana siamo tornati qui perché ieri sera c'è stato un blitz della polizia. Andiamo a vedere cosa è successo alla crack house. Controlli lungo la via e all'interno dell'appartamento con diverse volanti in strada. Diversi giovani sono stati identificati e sottoposti a perquisizione. Dopo il blitz il via vai nella zona sembra essersi ridotto. L'immobile tuttavia non risulta al momento sottoposto a sequestro. Alla crack house adesso le cose sono un po' cambiate. Come vedete in cima alle scale, nella stanza dove avevamo trovato i resti della consumazione da parte dei tossicodipendenti, adesso la porta qui è chiusa. All'interno dell'appartamento sono ancora evidenti comunque segni del consumo, oggetti modificati, residui di combustione, giacigli di fortuna, elementi che confermano un utilizzo frequente del luogo. Il fenomeno, secondo quanto emerso anche da precedenti segnalazioni, non sarebbe isolato. Il consumo di crack continua a rappresentare una criticità anche per le implicazioni legate alla criminalità organizzata. Il traffico di questa sostanza è infatti riconducibile a circuiti che alimentano le casse di Cosa Nostra. L'operazione di ieri però è stata accolta con favore da chi vive nella zona, da tempo alle prese con una situazione di degrado legata allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti. Ringraziamo le forze dell'ordine perché hanno fatto il suo dovere, ci sentiamo un pochettino più sicuri in questo momento. A Licata, nell'Agrigentino, i carabinieri hanno arrestato un 22enne già agli arresti domiciliari per spaccio di stupefacenti. Dalla perquisizione nello stabile dove viveva sono stati trovati dai cani poliziotto nascosti in un garage cocaina e hashish. Mentre a Gela è stato arrestato un 40enne sorpreso dai carabinieri mentre rubava in un panificio. Fermato dopo un breve inseguimento e recuperata la refurtiva per l'uomo già noto alle forze dell'ordine, sono stati disposti i domiciliari con il braccialetto elettronico. E maxi frode sui bonus edilizi nel Messinese. La Guardia di Finanza ha sequestrato 810.000 euro a 2 imprenditori. Sentiamo Desiree Ferlito. Oltre 810.000 euro sequestrati ai 2 amministratori di una società cooperativa. È il bilancio dell'operazione condotta dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina. Al centro dell'indagine l'illecita percezione di bonus edilizi ed ecobonus. Le investigazioni portate avanti dai finanzieri della compagnia di Milazzo sono partite da sospetti movimenti di denaro. Una serie di giroconti bancari verso una cooperativa sociale riconducibile agli indagati, attiva nell'assistenza ad anziani e disabili. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i fondi derivavano dalla monetizzazione di crediti fiscali legati a ecobonus, sisma bonus e bonus su facciate, ceduti tramite la piattaforma dell'Agenzia delle Entrate. Ma a fronte delle dichiarazioni presentate, i lavori di ristrutturazione non sarebbero mai stati eseguiti. Nessun appalto, nessuna fattura e in alcuni casi persino dati catastali inesistenti o immobili mai posseduti. Gli ulteriori approfondimenti inoltre hanno fatto emergere come nel periodo di monetizzazione dei crediti inesistenti uno dei 2 indagati percepiva anche il reddito di cittadinanza. A Enna la prontezza di spirito di un'anziana e l'intervento dei carabinieri hanno sventato l'ennesimo tentativo di truffa telefonica dei finti carabinieri. Sono stati fermati 2 diciassettenni catanesi che avevano telefonato alla donna dicendo che l'auto del marito era stata utilizzata per una rapina in gioielleria. Così sarebbe passato qualcuno a ritirare i gioielli che aveva in casa. Insospettita dalla strana richiesta, la donna ha chiamato i carabinieri che sono intervenuti. Ed è stato interrogato il Santone, che si professa maestro spirituale della comunità di Gibil Manna, vicino a Cefalù. Non è indagato, ma il sospetto dei magistrati è che ci sia stata la manipolazione dei suoi seguaci, mentre i 2 minori sono stati allontanati e rimangono con il nonno. Lorena Dolci. Da questo castello in Scozia alla villetta Cefalù, ma dotata di tutti i comfort. Vive in Sicilia il Santone Scianti, guru della comunità del bosco di Gibilmanna, da dove nei giorni scorsi sono stati allontanati 2 bambini di 7 e 11 anni che non erano mai stati a scuola né dal pediatra. Seguaci in tutta Europa, fra cui anche il piccolo gruppo che negli ultimi mesi aveva trovato rifugio in questa villetta semidiroccata, lontano da sguardi indiscreti. La procura di Termini Imerese ha sentito anche lui
lui Mark Koppikar, di origini indiano-tedesche, che si è presentato con abiti di lusso e occhiali da sole, ma senza la Maserati che compare in alcune foto del suo profilo, che mostra un tenore di vita molto diverso da quello dei suoi adepti. Al momento non è indagato ed è stato sentito come persona informata dei fatti, ma come faceva proseliti? Per i magistrati c'è il sospetto che si sia approfittato di soggetti fragili. A rivolgersi alla polizia è stato il nonno di uno dei bambini a cui in questo momento sono stati affidati, un facoltoso imprenditore palermitano, preoccupato perché la figlia aveva abbandonato un lavoro prestigioso per abbracciare un credo che le impone di allontanarsi dallo stile di vita occidentale. Sguardo assente, solo concentrata sugli scopi del gruppo. La donna aveva finito per essere coinvolta nei fallimenti finanziari del Santone, sperperando anche il patrimonio familiare. Oggi a Messina si terrà la manifestazione di sigle e associazioni che sono favorevoli al ponte sullo Stretto. Al nostro TG parla Pietro Ciucci, l'amministratore delegato della società incaricata della costruzione della grande infrastruttura. L'intervista integrale andrà in onda oggi all'interno del programma di Il Punto di Luca Ciliberti, ma sentiamone uno stralcio. Pietro Ciucci, amministratore delegato della società Stretto di Messina SPA, società incaricata di costruire il famoso ponte sullo Stretto. Siamo già in ritardo, dovevano partire i cantieri l'anno scorso, già siamo con un anno di ritardo. Partiranno mai questi cantieri? I cantieri partiranno senz'altro, abbiamo avuto dei problemi, come è noto, la mancata registrazione da parte della Corte dei Conti. Il cronoprogramma su cui noi stiamo lavorando prevede il completamento dell'iter procedurale entro settembre, entro l'estate, e quindi i lavori all'inizio dell'ultimo trimestre. Parlamento, Europa, tutti contro questo ponte dicendo che ci sono troppe criticità, è così? No, molto spesso si riporta e si dà enfasi a alcune considerazioni a volte espresse in maniera preconcetta, senza una spiegazione approfondita. Noi riteniamo di avere la massima attenzione sia alle norme, sia all'ambiente, sia a tutti quei problemi che ovviamente devono essere affrontati e risolti per un'opera di questa complessità, che sia il sisma, che sia il vento, che sia i rischi di infiltrazioni della malavita. Siamo pronti ad affrontare tutto questo. Adesso una breve pausa, a tra poco. La colpa in tutte le sue declinazioni, questo è il tema dello spettacolo Trilogia della colpa, in scena al Centro Zoo di Catania. Sentiamo Orazio Longo. Il tema è il senso di colpa, 3 episodi autonomi ma nello stesso tempo legati da un filo conduttore, 7 personaggi, un tavolo, centro gravitazionale delle narrazioni. Credo che prima o poi dovremo dire qualcosa. Fermati, voglio scendere, sì! Fermati, voglio scendere! Trilogia della colpa è il titolo dello spettacolo presentato da Palco Off e firmato dalla compagnia Fang Ta al Centro Zoo Culture Contemporanee di Catania. Respira! Che cosa vuol dire? Volevo che il nostro ultimo ricordo fosse lo schifo che c'era dentro quella macchina! Un feto che si appresta a nascere, un incontro impossibile tra 2 amanti e un trafficante di uomini che affronta il giudizio divino, la colpa in tutte le sue declinazioni tra memoria, responsabilità e destino. Con le proteste affiggono striscioni blasfemi, rivendicano la giustizia nel mondo. Il percorso scenico attraversa 3 fasi dell'esistenza, dal prima della vita al dopo la morte, che non è vista questa come fine ma come elemento costitutivo dell'esistenza stessa, specchio indissolubile dell'essere umano. Un approfittatore, un assassino. E adesso parliamo di film. Dalla nostalgia alle verità mai sopite è uscito al cinema il film Cena di classe, commedia corale che racconta una generazione. Tra i protagonisti anche 2 volti siciliani molto amati, Andrea Vitrano e Roberto Lipari, che firma la sceneggiatura. Eva Spambinato. Pozzi, certo che dovevi morire tu per farci fare sta cena di classe. Parte da un funerale e si trasforma in una notte fuori controllo. Cena di classe, il nuovo film diretto da Francesco Mandelli, appena arrivato al cinema. Sei cambiato di una virgola. Cambio di tutta la punteggiatura.
17 anni dopo il liceo, gli ex compagni della Quinta D si ritrovano. Una cena tra ricordi diventa presto un viaggio tra eccessi, segreti e verità mai affrontate. Cioè, questo film è come le montagne russe. Perché se tu sei troppo siciliano e quindi pensi sempre al mare, ma io faccio le montagne russe, sale sulla risata, ridi e poi ti arriva una mazzata, poi ti emozioni e poi di nuovo la risata sul set, che molte cose sono state improvvisate e poi il gruppo ha dato tanto, e il ritmo del film è bello perché passa da un registro all'altro e non te ne accorgi. Nel ricco e divertentissimo cast c'è anche il palermitano Roberto Lipari, che firma anche soggetto e sceneggiatura del film. In realtà io mi diverto perché faccio un personaggio non positivo in qualche modo, ma è buffo. Ma te lo dici da solo? Cosa? Che sei buffo? Sì. Accanto a lui anche i siciliani, Andrea Vitrano, che interpreta la sua fidanzata storica, e Ninni Bruschetta. E poi fa ridere perché secondo me nel gruppo si crea quel tipico scherzo che c'è nei gruppi affiatati, e quindi le battute sono tutte belle perché tutte arrivano con naturalezza e a un certo punto lo spettatore sembra che ha cena con noi. Quindi qualcuno ci ha drogato. Una commedia agrodolce ispirata alla canzone dei Pinguini Tattici Nucleari e che per Andrea Vitrano è diventata anche un momento Catartico. E io non avevo mai parlato della mia relazione, della fine della mia relazione, quindi per me è stato anche un modo per esorcizzare, no? E per raccontare e per dire il mio punto di vista della fine di questa relazione e renderla arte. Si fa la storia! Torna l'ora legale, questa notte le lancette degli orologi saranno spostate in avanti di un'ora, dalle 2 alle 3, un'ora di sonno in meno, ma giornate più lunghe fino a ottobre, benefici ancora concreti sul fronte energetico, anche se ridotti rispetto al passato, mentre resta aperto il dibattito europeo sull'abolizione del cambio stagionale. Attenzione agli effetti sul sonno e ai piccoli disagi iniziali. Per adattarsi meglio servono gradualità e buone abitudini. Adesso una breve pausa e poi l'ampia pagina dedicata al calcio. A tra poco. Siamo al calcio, il Palermo approfitta della sosta in campionato per ricaricare le pile. I rosanero alla ripresa affronteranno l'Avellino al Barbera, 6 partite alla conclusione del campionato e il Palermo spera e sogna ancora la promozione diretta. Marco Gullà. È un sabato di sosta per il Palermo che, approfittando degli impegni delle nazionali e della pausa in campionato, fa il pieno di carburante in vista delle prossime giornate di Serie B. 6 finali le ha etichettate così il tecnico rosanero Pippo Inzaghi, le ultime 6 partite di campionato. 6 gare che possono riscrivere la storia del torneo, con il Palermo che ancora sogna e insegue la promozione diretta. Frosinone e Monza, appaiate al secondo posto, distano 4 punti, non tanti ma nemmeno pochi, considerato il trend di entrambe le formazioni. Se i rosanero vorranno tagliare il traguardo prima di loro due, dovranno quindi accelerare al massimo. La prima sfida sarà quella di Pasqua. Al Barbera arriva l'Avellino, apparentemente sereno in classifica. Una gara però da non sottovalutare, anche perché potrebbe rilanciare definitivamente le ambizioni dei siciliani, che poi, giorno 10, giocheranno il match più importante della stagione, ovvero quello sul campo del Frosinone. Il 18 aprile rosanero al Barbera contro il Cesena. Il 25 sfida invece a Reggio Emilia. Palermo che chiuderà le gare casalinghe l'1 maggio contro il Catanzaro, poi giorno 8, ultimo capitolo della regular season a Venezia. La preparazione dalla prossima settimana inizierà ad incalzarsi in attesa dei nazionali e soprattutto di Joel Poyampalo, che non perde il vizio del gol. Con la sua Finlandia ha segnato il gol decisivo in amichevole contro la Nuova Zelanda. E in Serie C trasferta latina per il Catania, che deve difendere il secondo posto da Salernitana e Cosenza. Viali è senza Forte e Rolfini, c'è una nuova chance per Caturano. La partita sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Telecolor con collegamenti a partire dalle 13:30. Il servizio di Tonino De Mano. Vietato sbagliare, perché dopo il pari casalingo contro il Casarano serve un cambio di passo per il morale e per la classifica, con un secondo posto da difendere dagli attacchi delle inseguitrici, rispettivamente Salernitana e Cosenza, a 5 e 6 punti dal Catania. Ecco perché la trasferta di Latina, senza tifosi al seguito, diventa una gara importante per la crescita dei rossazzurri, che dopo l'avvicendamento in panchina tra Toscano e Viali devono ancora trovare i giusti automatismi. Per accelerare un pochino
gli automatismi o le situazioni che possiamo assolutamente, che dobbiamo assolutamente fare meglio Latina. L'ex tecnico della Reggiana ha avuto una settimana di lavoro in più con la squadra e ha pesato la prestazione dei suoi giocatori contro il Casarano. Meccanismi da velocizzare anche per dare imprevedibilità alla manovra offensiva che sarà affidata ancora una volta a Caturano, a cui potrebbe essere affiancato Lunetta. Out Forte e Rolfini. Dicevamo, la trasferta laziale vietata ai residenti in Sicilia, e da allora scende in campo la squadra di Diretta Stadio. Collegamenti su Telecolor dal Francioni di Latina a partire dalle 13:30 con le ultimissime, la partita in esclusiva ed in chiaro, ed un lungo post con le interviste ai protagonisti. Calcio d'inizio alle 14:30, dirige Domenico Mirabella della sezione di Napoli. Doppia trasferta pugliese per Siracusa e Trapani, azzurri impegnati ad Altamura, i Granata a Foggia. Sentiamo Sergio Colosi. 5 finali prima della sentenza. L'obiettivo è vincere più partite possibili per centrare i play-out. Siracusa e Trapani viaggiano in direzione Puglia, ma con destinazioni diverse: azzurri ad Altamura, Granata a Foggia. La squadra di Turati, dopo la seconda penalizzazione, è ultima con 22 punti e, trovata la continuità al De Simone, cerca la svolta anche in trasferta. Altamura è virtualmente salvo e senza lo squalificato Curcio è ancora in corsa per i play-off, ma ha perso 5 degli ultimi 7 incontri. Problemi fisici per Arditi, autore di 2 gol pesanti nelle vittorie contro Picerno e Giuliano. Spareggio salvezza per il Trapani allo Zaccheria di Foggia contro un avversario che non vince dal 18 gennaio, 2-1 al Giuliano, e nell'ultimo turno, con il pareggio senza reti di Cava dei Tirreni, ha interrotto una serie negativa di 10 KO consecutivi. In attesa dell'ennesima penalizzazione prevista martedì prossimo, i Granata, terzultimi con 27 punti, vorrebbero rimanere in scia di chi li precede in classifica. Satanelli senza Garofalo, con pazienza in panchina dopo gli addii di Delio Rossi, Barillari e Cangelosi. Aronica proporrà Stauciuk in avanti, confermati Balla e Matos. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24. Subito dopo non ci sarà la consueta rassegna stampa per lo sciopero dei giornalisti di ieri. Grazie per l'attenzione a tutti, una buona giornata.